Ben ritrovati a questo appuntamento in diretta con voi La Linea. Parliamo in apertura di una mostra che sta per aprire i battenti dal 16 ottobre fino al prossimo 27 marzo. Trasformerà Udine in una città di spettacolare richiamo per tutti gli amanti dell'arte a livello internazionale. La forma dell'infinito, questo è il titolo dell'esposizione che ora è entrata nella fase degli ultimi preparativi e dell'allestimento. Si terrà al secondo piano della rinnovata sede di Casa Cavazzini. Si pronuncia come un evento di portata eccezionale, senza precedenti nella storia della città. E allora, per tutti i dettagli ci colleghiamo con Isabella Gregorato. A te Isabella, buongiorno. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo sotto la loggia del Lionello a Udine dove si sono incontrati questa mattina praticamente gli attori di questa mostra che comincerà il 16 ottobre, Le forme dell'infinito. È un momento di confronto, è un momento di lancio anche della stessa rassegna, di lancio sul territorio. Ne parliamo con il curatore Don Alessio Geretti. Quindi da oggi, praticamente a un mese, comincia la promozione della rassegna. Comincia la promozione e il cantiere entra nelle ultime fasi dove prende davvero forma questa meravigliosa occasione che trasformerà Udine in un luogo di richiamo per l'Europa intera, la forma dell'infinito, una mostra che dà convegno ai grandi giganti della storia dell'arte moderna e contemporanea in Casa Cavazzini, che oltretutto riapre quindi le porte ai cittadini e agli ospiti anche da molto lontano per la riscoperta del suo proprio tesoro di bellezza che già custodisce e che sarà perfettamente in armonia con le 50 opere di provenienza internazionale che saranno visibili proprio nelle sale del secondo piano. Novità, anticipazioni? Possiamo anticipare quasi tutto, lasciando qualche sorpresa strada facendo alle prossime settimane, anche perché c'è davvero tanto da meditare e ci sono molti colpi di scena in questa mostra. Udine sarà in collegamento in quella mostra con le grandi capitali dell'arte europea, Mosca, Parigi, Vienna, New York, Barcellona, solo per citarne alcune, Parigi, e potrà dare a tutti l'opportunità di imbattersi in capolavori di Monet, Cézanne, Matisse, di Vassili Kandinsky, di Pablo Picasso, di Umberto Boccioni, fino a Emilio Vedova, Hans Hartung e ad altri che sono meno conosciuti al grande pubblico, ma per i quali, vi garantisco, gli esperti farebbero lunghi pellegrinaggi per la straordinaria occasione di poter incontrare qui delle loro opere che è rarissimo vedere, non dico in Italia, ma in Occidente in generale, e noi le avremo a Udine. Ci sono opere mai viste prima, mai esposte in Italia, mai viste in Europa, mai accessibili al pubblico, quindi davvero un'occasione imperdibile anche per l'anima, perché di quadro in quadro saranno tutti invitati a riscoprire il sentiero che ci mette alla ricerca dell'immensità, della quale abbiamo un profondo desiderio nel nostro cuore. Bene, con noi c'è anche il sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Abbiamo detto da oggi comincia la promozione, quindi questa è una grande sfida, tra l'altro raccolta da Don Alessio Geretti, no? Che per anni si è occupato e continua a occuparsi appunto della grande rassegna, delle grandi rassegne di illeggio. Quindi vi avete puntato sulla persona giusta per rilanciare Udine anche dal punto di vista culturale. Su questo sono super convinto, perché il gruppo di San Floriano guidato da Don Alessio hanno dimostrato oramai da parecchi anni di essere all'altezza, anzi di portare in terra friulana delle opere di grande spessore, di grandi artisti che vengono esposte in quel di Leggio, un piccolo borgo del comune di Tolmezzo. E adesso vengono nella capitale del Friuli, io lo ringrazio perché ci danno la possibilità di far vedere qui a Udine, all'interno di una casa che è dedicata proprio all'arte contemporanea, all'arte moderna, la Casa Cavazzini, queste opere che, come avete sentito, arrivano da tantissime parti del mondo. Noi siamo orgogliosi perché la città di Udine ha dato i natali ad artisti importanti proprio del Novecento. Cito per tutti i tre fratelli Basaldella. Loro sono molto conosciuti e sono un orgoglio in pratica della nostra città.
Ecco perché anche Casa Cavazzini, luogo dedicato all'arte contemporanea e all'arte moderna. Quindi grazie al gruppo di San Floriano, in particolare a Don Alessio, che ci sta dando una mano importantissima e soprattutto porta qui in città opere uniche che potranno essere ammirate nei prossimi mesi. Ecco, dal punto di vista economico, quale sarà la ricaduta? Ne parliamo con l'assessore Maurizio. Beh, qua parliamo non solo di un grande evento, ma di un evento straordinario ed unico, non solo per l'eccezionalità delle opere, ma anche perché c'è stato un grandissimo coinvolgimento della città di Udine, dell'intero territorio regionale, e questo porterà senz'altro ricadute positive anche per la durata dell'evento, che durerà 6 mesi, quindi ci attendiamo flussi importanti per la città e soprattutto anche per il messaggio che è contenuto nel tema La forma dell'infinita. Bene, con noi per la battuta finale c'è l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolot. La battuta fa riferimento a una parola di Don Alessio, armonia. Siamo sotto i musici qua in Loggia del Lionello, e perché cito questo? Perché nella fase di preparazione, che è iniziata più di un anno fa, il signor Sindaco ancora si ricorda quando eravamo proprio a Illeggio, ecco, a stabilire queste intese, e ecco, da un anno a questa parte la struttura del comitato con i civici musei, quindi il personale, ma dico il personale dell'intera amministrazione, ecco, ha operato credo molto proficuamente e positivamente, creando questa armonia. Ecco, quindi questa è una parola secondo me fondamentale per dare anche l'indirizzo. Apriamo Casa Cavazzini con questa grande mostra all'interno di una struttura pubblica, che è quella dei civici musei, con un soggetto privato estremamente qualificato che, come ha detto il signor Sindaco, il mio collega ed amico Franza, dialoga con la città e la città dialoga col territorio. Quindi secondo me quando si parla di rigenerazione di una città, di una struttura attraverso l'arte, e il Leggio ce lo ha insegnato già da tempo, ecco che abbiamo finalmente la prova, oltre che rispondere a un'esigenza che ci viene anche dai nostri concittadini, ecco, di questa riscoperta dell'arte, e quindi credo che sarà una grande festa per la città. Ecco. Bene, ringraziamo anche l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolot. Qui dalla Loggia del Lionello è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella Gregorato, che ritroveremo nel corso di questa puntata di A Voi la Linea. Intanto ci dedichiamo al legame tra Aldo Moro e il Friuli, legame iniziato in occasione di una prima visita nel 1966 in occasione dell'alluvione di Latisana. È uno degli aspetti che il giornalista Enzo Cataruzzi mette in evidenza nel suo libro Prima e dopo Aldo Moro. Ecco un'anticipazione dell'intervista all'autore, che sarà trasmessa integralmente domani alle 19:15. Prima e dopo Aldo Moro, è questo il titolo del libro scritto da Enzo Cataruzzi, casa editrice Orto, l'orto della cultura. Ne parliamo proprio con l'autore. Enzo, grazie per essere qui con noi. La prima domanda che mi sorge spontanea è: a 40 anni dal rapimento e dall'assassinio di Aldo Moro, che cosa ti ha spinto a scrivere su Aldo Moro, dopo che davvero tantissime pagine in questi anni sono state scritte su questo uomo politico, statista, che ha lasciato sicuramente il segno nella storia di questo paese? Beh, innanzitutto mi ha spinto il suo amore per il Friuli, un capitolo io l'ho dedicato proprio a questo. Molti addetti ai lavori lo sanno certamente, ma molte persone non lo sanno, che lui è stato landesignano, a mio modo di vedere. Questa è la mia tesi che cerco di far passare, dell'autonomia nostra, perché nella disastrosa catastrofe che abbiamo avuto qui in Friuli sul terremoto, lui ha dato l'autonomia vera. Come l'ha data? L'ha data facendo una legge dove ha dato ai nostri governanti del tempo la possibilità di autogovernarsi, appunto, di avere le risorse sotto mano, un po' perché aveva paura si ripetesse un po' il Bellice, ma soprattutto per l'amore per la nostra terra, dove descrivo una cosa abbastanza struggente, dove lui dice: il Friuli per me è la seconda patria. E questo per noi è molto importante, perché uno statista così, non solo a livello nazionale ma internazionale, uno che ha costruito l'Europa, insomma il libro lo descrive abbastanza bene, insomma è sui nostri scudi, ecco, in sostanza.
Si parla anche di che cosa ha fatto il governo Moro per il Friuli. Si accennava prima al tema del terremoto. Ecco, proprio nei giorni immediatamente successivi al sisma del 6 maggio del 76, si racconta nel libro, c'erano ovviamente incontri a Palazzo Chigi, si discuteva su come operare, su come praticamente aiutare il Friuli Venezia Giulia, ma come gestire la situazione. E si racconta in questo libro che a un certo punto è lo stesso Moro che entra nella stanza dove c'era il presidente Comelli e di fatto gli chiede se la sentiva lui, no? Di gestire il processo della ricostruzione in Friuli. Beh, i presenti dicono che il clima era abbastanza teso, ma che comunque sia si era scontato. Moro sapeva che si era scontato, sapeva anche che nei colloqui così a Gemona l'avevano detto, ma lui voleva in sede istituzionale la responsabilità, e i friulani ne sono tornati indietro, ma lui è rimasto molto colpito dalla velocità, in quanto erano tutti decisi a portare avanti. Toros, che faceva parte anche del suo gabinetto, ha spinto molto per questa idea, e lui l'ha sposata e ha scelto proprio sapendo che voleva sceglierla. Guai se nessuno andava avanti su questa strada, tant'è che lui 48 ore dopo il sisma era già in Friuli, è arrivato a Rivolto, è arrivato a Gemona, è arrivato a Resi, insomma in tutto il teatro del terremoto. Insomma, le foto testimoniano una persona senza scorta, una persona che amava la gente ed era applaudito in un momento dove il Friuli era in ginocchio, eppure i friulani hanno capito qual era il gesto di un grande statista. E allora, se volete conoscere le riflessioni di Enzo Cataruzzi su Aldo Moro, su la svolta che in qualche maniera ha impresso nella politica, questo è Prima e dopo Aldo Moro, anche e soprattutto forse per noi, per conoscere quello che è stato il legame con il Friuli, anche con gli esponenti politici di questo territorio. Grazie Enzo, alla prossima. Grazie a te, arrivederci a tutti. Noi ci rivediamo tra poco con la seconda parte di A voi la linea. Campione del mondo di calcio con la Francia, è oggi uno dei simboli della lotta al razzismo. Lilian Thuram è ospite oggi di Porre non legge con il suo libro Il pensiero bianco. L'ex calciatore che abbiamo incontrato questa mattina al punto stampa sarà presente alle 21 al Teatro Verdi di Maniago. Lilian Thuram, campione del mondo con la Francia nel 1998, una colonna anche del calcio italiano con il Parma, con la Juventus, e qui a Pordenone Legge a presentare il libro, Il pensiero bianco. Ecco, che cosa troviamo in questo libro? Io credo che tante volte utilizziamo dell'identità legata al colore della pelle, si dice che sono delle persone bianche, delle persone nere, prima si diceva che sono delle persone gialli. Però purtroppo non conosciamo la storia di questa identità, e per me questo libro è per dire: guardate ragazzi, hanno creato l'idea che c'era razze diverse, però purtroppo hanno creato anche una gerarchia, e questa gerarchia durante tanti secoli hanno detto che le persone bianche erano superiori agli altri, come hanno creato la superiorità degli uomini sulle donne. E io credo che conoscendo questa storia possiamo aprire gli occhi e soprattutto tirar via queste maschere che la storia ha messo, queste maschere nere, bianchi, per vedersi come esseri umani prima di tutto, e per lottare contro il razzismo e per provare a fare che questa società diventa più giusta, perché tante volte ci sono delle cose anche incredibili. Io quando ho giocato a calcio a Parma mi ricordo c'era già queste problematiche del razzismo al campo, oggi siamo nel 2021, c'è ancora queste problematiche, e io credo che bisogna prendere le cose al serio, e per prendere le cose al serio credo che bisogna conoscere questa storia per capire che non ci sono persone che possono essere neutre. Qualche volta ci sono gente che dicono non faccio niente, però se non fai niente purtroppo vuol dire che tu continui a accettare il razzismo, e io credo che è il momento che la gente capisce che c'è una storia e che dobbiamo uscire di questo.
Si è fatto abbastanza, soprattutto nel mondo del calcio, nonostante ci siano tanti campioni, anche questi vengono bersagliati alle volte. Com'è possibile? È possibile perché la società l'accetta e questo è il problema. Io mi ricordo quando ero giocatore di calcio, spesso entravo dentro lo spogliatoio e gli altri giocatori dicevano guarda, no Lilian, lascia stare, non è grave. Capisco alla fine perché dicono questo, perché loro pensano aiutarmi, però invece io credo che ogni giocatore deve sapere che è molto grave e che ogni giocatore può alzare la voce per fare cambiare la cosa, perché ancora una volta il razzismo è una cosa che aggredisce la gente, che fa male alla gente e io credo che bisogna capire il perché, capire la storia e soprattutto aprire il cuore per vedere che no, non si può continuare e anche io devo fare qualcosa. Parlando anche di calcio, segue ancora la Serie A, immagino, insomma, che effetto fa vedere la Juventus così indietro e un Udinese, visto che siamo in Friuli, insomma, partita così bene? Sicuramente segue la Juventus perché ho giocato alla Juve durante 5 anni, però io credo che è un momento un po' difficile, però la Juve è la Juve, allora spero per loro che andrà in fretta molto bene. L'Udinese è una squadra, una valore, come si dice, importante del campionato italiano e ancora una volta non è che mi stupisce perché anche da quando giocavo già Udinese era una squadra importante. Che effetto ti fa vedere Buffon oggi di nuovo con la maglia del Parma? Però mi fa molto piacere, credo che questa storia è stupenda. Gigi è un grande giocatore, lui piace divertirsi sul campo, uno che si allena sempre molto bene e il fatto che torna a giocare a Parma credo che dà un spirito, un grande spirito anche alla città di Parma e credo che ci sono tante persone che sono felici e io credo che il calcio prima di tutto è dar felicità, felicità a chi gioca e felicità a chi viene al campo. Dopo alcuni mesi di lavori per sistemare il manto stradale, da oggi via Grazzano è ufficialmente aperta al traffico. Ascoltiamo a tale proposito il vice sindaco di Udine, Loris Michelini. Da oggi via Grazzano è ufficialmente aperta al traffico. Un intervento importante durato diversi mesi. Sì, è durato 2 mesi e mezzo. Quasi 3 mesi, se pensiamo alla Resina che si è asciugata nel contempo, andavamo avanti con le altre fasi, 4 fasi, iniziate se vi ricordate con via Gemona, poi via Vittorio Veneto, adesso da piazza Garibaldi fino a via della Cisterna. È un tratto molto lungo, un costo più o meno su 200.000 euro, però meritava veramente perché prima era tutto un saliscendi. Qui abbiamo un sottostrato cementizio, è rifatto addirittura parecchie infrastrutture, tra cui anche una parte fognaria dove c'erano gli allacciamenti che non erano in buone condizioni. È stato fatto uno strato cementizio, sopra lo strato cementizio è stato posizionato il porfido con la resina drenante, che è una cosa importante perché praticamente collega tra cubetto e cubetto e quindi adesso in pieno centro abbiamo una bella via, un'altra bella via che rende la Udine sempre più bella e soprattutto sicura. Ecco, poi vedo anche una parte qui di pista ciclabile. Sì, perché questa pista ciclabile è un collegamento fino in via della Cisterna, praticamente continua su una parte di marciapiede in promiscuità, poi andiamo dietro la Roggia praticamente e continua fino in piazzale Cella, prima all'incrocio per dietro, quindi c'è anche all'interno è stata rifatta la pista ciclabile. Ovviamente tutto ciò è stato mantenuto. I parcheggi sia per la disabilità sia per il carico e scarico sia per i residenti che c'erano prima, quindi non è stato toccato nulla per quanto riguarda gli stalli. Credo che anche tutte le attività della zona siano contente perché finalmente qui come in altre vie hanno a disposizione una via completamente nuova fatti con le moderne, diciamo utilizzando i moderni materiali, quindi credo che anche dal punto di vista di vivibilità non solo i negozianti ma anche i residenti possano creare quelle che crediamo noi sia il borgo, che in via Grazzano c'è la festa delle rane eccetera eccetera, che venga ricreato questo comitato, questo borgo per far rivivere Udine.
Bene, ringraziamo il vice sindaco di Udine Loris Michelini e da Borgo Grazzano, via Grazzano è tutto, restituisco la linea allo studio. E allora grazie a Isabella Gregorato che con il vice sindaco di Udine Loris Michelini ha fatto il punto sulla conclusione dei lavori in via Grazzano, lavori che appunto si sono protratti per alcuni mesi per sistemare il manto stradale. Abbiamo avuto un'anticipazione dunque su come la via appare da oggi nuovamente aperta al traffico. In chiusura di questo appuntamento con A Voi la Linea, ultimo appuntamento settimanale con gli approfondimenti, parliamo di una mostra che aprirà domenica 19 settembre al Museo Archeologico di Cividale. Si tratta di una mostra dedicata ai codici danteschi friulani ed è organizzata dalla Fondazione De Claricini Don Parker, tra l'altro fondazione che quest'anno festeggia il suo 50° anniversario. Sarà dedicata appunto ai codici danteschi friulani nell'anno in cui con diversi eventi si sta celebrando il sommo poeta, 700 anni dalla sua morte. Allora andiamo a vedere qualche anticipazione proprio di questa importante mostra che aprirà domenica prossima, anticipazioni che sono state svelate alla nostra Alexis Sabot dal presidente della Fondazione De Claricini Don Parker. L'abbiamo raggiunto a Cividale. Allora vediamo come ci descrive la mostra che partirà domenica. Sì, eccoci, mi trovo proprio nel Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, proprio per presentarvi questa anteprima per Telefriuli, questi codici friulani della commedia, un itinerario dantesco. Questa è davvero un'anteprima per Telefriuli. Ne parliamo con Oldino Cernoia, che è il presidente della Fondazione De Claricini Don Parker, proprio perché tutto questo nasce anche al 50° anniversario della Fondazione. Sì, quest'anno ricorrono i 50 anni della Fondazione De Claricini Don Parker e abbiamo voluto festeggiare questo anniversario con le celebrazioni dantesche. Molti mi chiedono perché 50 anni e le celebrazioni dantesche. Tutto nasce dal fatto che nel 1466 il conte Niccolò De Claricini trascrisse la Divina Commedia su un codice che oggi si chiama Codice De Claricini, che è diventato il motivo per il quale noi abbiamo allestito anche questa bellissima mostra presso il Museo Archeologico Nazionale di Cividale. Domani ci si terrà l'inaugurazione, Telefriuli è qui proprio in anteprima per dare un'anticipazione. In particolare poi andremo dal curatore e ci spiegherà nel dettaglio, ma quali sono le vostre aspettative grazie a questa mostra? Ma guardi, intanto quello di far conoscere la nostra realtà, una realtà che ovviamente è storica, è un'eredità che noi abbiamo, quello di una famiglia De Claricini Don Parker insediatasi a Cividale del Friuli nel 1200, nel tardo 1200, e che ovviamente ha partecipato a tutte le vicende storiche, sociali, economiche, religiose del territorio. Un bel patrimonio che si trova a Bottenico di Moimacco, che è composto di strutture architettoniche di pregio e anche quindi di documenti relativi a tutti questi secoli e in particolare anche alle vicende dantesche. Matteo Veniera è il curatore della mostra. Il nostro Paolo Bassi è andato già a fare una ripresa di un'anteprima di quello che è appunto questa diretta di A Voi la Linea. Siamo in sala 4 e qui che cosa troviamo? Qui troviamo, questa è l'ultima parte della mostra, troviamo una stupenda edizione che è l'edizione della commedia stampata a Udine nel 1823 dai fratelli Mattiuzzi e curata da un letterato che si chiamava Quirico Viviani, il quale un po' per primo ha avuto l'intuizione di studiare i codici della commedia presenti in Friuli e dunque in qualche maniera questa edizione riassume un po' tutto quello che abbiamo esposto nella mostra, perché oltre al codice Claricini abbiamo una serie di codici molto importanti a partire dal codice di San Daniele del Friuli, il codice appunto fontaniniano 200, poi abbiamo il codice Florio che è custodito invece presso la biblioteca dell'Università degli Studi
e poi ovviamente il codice bartoliniano che invece è custodito presso la Biblioteca Arcivescovile. E poi c'è un'acquisizione molto importante, nuova, cioè recentemente è stato rinvenuto e riscoperto un codice che era originariamente custodito in Friuli, ma che oggi è trasmigrato e si trova presso la biblioteca di Casa di Dante in Roma. E tutti questi codici sono appunto, oltre a una serie di altri materiali che testimoniano la fortuna e la ricezione della poesia di Dante nella nostra regione. Tutto questo strutturato nelle sale del museo. Esatto, tutto questo è un itinerario cronologico, diciamo, l'impostazione è tendenzialmente cronologica, a partire appunto dal codice guarneriano, attraverso poi il codice Florio, il codice bartoliniano. Abbiamo anche un frammento molto antico della commedia che è custodito presso la biblioteca Ioppi di Udine. E poi ci sono una serie anche di edizioni a stampa molto preziose, tra cui un'edizione aldina, stampata a Venezia nel 1502 da Aldo Manuzio e custodita presso la Biblioteca Arcivescovile di Udine, e inoltre abbiamo anche 2 esemplari preziosissimi della prima grammatica dell'italiano, che fu scritta da un pordenonese, pensate, che si chiamava Fortunio, e questa grammatica è stata stampata per la prima volta ad Ancona, e qui abbiamo quella che si chiama Editio Princeps, cioè la prima edizione in assoluto, ed è fondata su Dante come primo appunto autore a cui questo Giovan Francesco Fortunio fa riferimento per costruire la sua grammatica dell'italiano, la prima grammatica stampa, appunto opera di un pordenonese. Io la ringrazio perché ci ha raggiunto la direttrice, vero, in diretta, proprio il bello della diretta, proprio per evidenziare questi gioielli nella sua casa. Sì, ovviamente noi siamo contentissimi di accogliere questa mostra, innanzitutto perché le relazioni con il territorio sono non importanti ma sono proprio nevralgiche, sono fondamentali, e poi perché è una mostra di qualità, di contenuti qualitativamente molto efficaci, e poi anche perché un po' fa parte anche della storia del nostro museo, perché il fondatore, Michele Della Torre, è stato uno studioso e anche uno degli studiosi che ha individuato e intercettato uno dei documenti più antichi della commedia copiati in Friuli, che oggi comunque non è facilmente intercettabile negli archivi, perché l'aveva individuato nei suoi archivi di famiglia, quindi è una testimonianza molto importante. E poi anche perché il nostro museo, proprio per la sua missione, è un museo archeologico, però è un museo che ha sempre voluto essere un raccordo molto importante tra le fonti, e quindi tra i documenti, quindi tra le fonti storiche e l'archeologia, la cultura materiale. E perciò questo punto di raccordo è importantissimo per l'Alto Medioevo, e questo è un motivo per cui siamo veramente felici di accogliere questa mostra. Quindi venite a Cividale dal 19 settembre, la mostra è visitabile fino al 7 novembre, da quello che vedo qui, quindi io la ringrazio i nostri ospiti e vi restituisco la linea. Grazie ad Alexis Sabot e Paolo Bassi, si chiude qui l'appuntamento con A Voi la Linea di oggi, A Voi la Linea torna lunedì puntuale alle 12:45. Grazie per l'attenzione, arrivederci.